Circa un anno fa ci siamo trovati su questo canale proprio per parlare di criptovalute e delle evoluzioni che ci saranno in questo mondo. Da 10 giorni a questa parte Zuckerberg ha lanciato come notizia su tutti i social la partecipazione a una nuova valuta virtuale che si chiama Libra. Allora abbiamo pensato quale se non un canale Facebook per parlare e cercare di approfondire questo tema. Allora, Libra è una criptovaluta, quindi fa parte della famiglia delle criptovalute che nel video che abbiamo fatto un anno fa abbiamo già approfondito come funzionano e quale è il loro meccanismo interno. Quindi questa valuta rientra esattamente negli stessi meccanismi. Ci sarà una piccola differenza che dopo vi spiegherò tecnicamente. Una piccola nota anche di curiosità, se pensiamo al nome Libra, Libra è un termine che arriva dal latino, dall'antica Roma. E oggi nel 2020, perché questa valuta avrà la sua lancio ufficiale nel prossimo anno, ritorna viva come mezzo di scambio all'interno di un continente che non ha confini visibili ma che copre quasi tutto il mondo. Pensate che in Italia gli utenti iscritti a Facebook e attivi sono circa la metà della popolazione. Siccome nel gruppo Facebook di Zuckerberg non c'è solo questo social network, ma c'è anche Instagram, c'è anche Messenger e c'è anche WhatsApp, a questi numeri che vi ho appena detto non si fa altro che aggiungere altri utenti che possono essere interessati all'utilizzo di questa nuova moneta virtuale. Libra nasce da un progetto condiviso da più realtà, da più aziende, perché non c'è all'interno di Libra, che è un progetto open source, solamente Zuckerberg, ma ci sono altre realtà enormi del calibro di Mastercard, Uber, Booking, che sono soci a questo tavolo per permettere a questa valuta virtuale di diventare un domani un qualcosa che possa avvicinare le popolazioni del mondo al sistema bancario che oggi purtroppo non riescono ad avere accesso. Pensate a certe zone depresse del mondo dove anche per trasferire solamente dei soldi hanno dei costi esagerati. Domani con il telefonino, visto che sono iscritti a un social network di questo gruppo, potranno permettere di inviare ai propri familiari delle cifre, oppure potranno anche loro stessi vendere i loro manufatti in giro per il mondo e ricevere questa valuta unica, che in tutto il mondo avrà solamente un unico valore. Se vi ricordate nel video dell'anno scorso si parlava che anche il progetto del Bitcoin è in questa linea, cioè cercare di avere una valuta mondiale che permetta gli scambi internazionali senza essere appesantiti di costi che attualmente ci sono solamente sul fatto del cambio. La differenza tra Libra e le altre criptovalute, perché ricordiamoci che ogni criptovaluta ha un suo progetto di ricerca, è sostanziale, perché il tavolo di lavoro che sta producendo questa nuova valuta ha deciso di mettere a garanzia del valore di Libra dei titoli. Attualmente non sappiamo cosa conterrà questo fondo, sicuramente potrà contenere dei titoli di Stato, dei beni fisici, dei beni collegati quindi alla realtà, ma è interessante perché per la prima volta una valuta virtuale cerca stabilità attraverso delle garanzie reali. Cosa cambierà in futuro per l'utente medio di Facebook e come potrà essere utilizzata questa valuta virtuale? Facciamo un salto nel futuro. Immaginate che tutti possano avere domani un wallet, quindi un portafoglio, che contiene questa valuta virtuale. Questa valuta virtuale ha la facilità di poter essere frazionata anche in piccole somme e questo agevolerà molto i pagamenti o i micropagamenti. Adesso se uno pensa che devo pagare un caffè 1,29 euro, supponiamo, devo tirare fuori una moneta da 1 euro, una moneta da 20 centesimi, una moneta da 5 centesimi e 2 monete da 2 centesimi. Quindi è complicato anche il frazionamento dei pagamenti. In questo caso, un domani si va a mangiare insieme a una compagnia, si può pagare in un unico conto e poi frazionare al centesimo ogni parte della compagnia che ha mangiato insieme. Questo è solo un piccolo esempio di un utilizzo che può avere questa criptovaluta, ma di per sé un po' tutte le criptovalute hanno questo vantaggio.
L'aggancio con Facebook è importante soprattutto per i numeri, perché domani tutti gli iscritti a questi social network molto velocemente avranno accesso oggi a questa criptovaluta. Un altro esempio che potrà essere utile insomma per un utente Facebook sarà anche quello per esempio di inviare dei micropagamenti sul marketplace che Facebook stesso ha, quindi io posso vendere i miei beni usati in tutto il mondo e farmi pagare con questa valuta virtuale globale anche semplicemente cose di piccolo valore, senza dover stravolgere cambi internazionali o bonifici internazionali o pagamenti attraverso carte di credito che possono risultare molto difficoltosi. Quindi si passerà a una sorta di short economy, quindi qualcosa di molto più veloce anche nell'utilizzo e anche per importi molto piccoli. Un altro esempio, pensate domani potrete guidare la vostra macchina, parcheggiarla in un parcheggio a pagamento e sarà la macchina stessa che comunicando con la colonnina del parcometro pagherà esattamente quanto tempo vi siete fermati in quel parcheggio al millesimo di secondo prima di andare via. Quindi provate solamente a immaginare quanti utilizzi, soprattutto in un'era che va verso l'Internet of Things, quindi tutti i beni che girano in casa e fuori comunicano tra di loro, pensate anche ai micropagamenti quanto veloci potranno essere. Un domani un utente Facebook potrà decidere di farsi accreditare il proprio stipendio sul wallet di Calibra, perché si chiamerà Calibra, il wallet che conterrà la Libra, e poi decidere di spenderli all'interno del circuito. Facebook con Zuckerberg diciamo che è un primo passo di divulgazione così colossale e globale, ma ci sono altri player che hanno numeri altrettanto importanti, pensate solamente ad Amazon, che un domani potrebbe avere la stessa intuizione e percorrere questa strada di pagamento. Allora, Libra è una recentissima novità e approderà e diventerà operativa sui mercati nel 2020. Quindi da oggi fino al prossimo anno sicuramente ci saranno aggiornamenti e novità. Nel frattempo vi lasciamo sul sito sgaialand.it del materiale documentabile. Comunque, chi avesse ancora delle curiosità, dei dubbi, può scrivermi direttamente o alla redazione di Sgaialand. Alla prossima, ciao!